immagini del campo gara avete viste per l'ultimo nostro talk show qui dallo stand di FISE Veneto, del padiglione 5 della 120esima fiera cavalli, ultimo talk show che si chiuderà con la presenza, stiamo aspettando che arrivi il presidente nazionale di FISE con cui vorremmo fare il bilancio, contiamo che arrivi, speriamo che arrivi. E adesso però, tra le tante cose che abbiamo raccontato in queste 6 puntate fatte con Rai TV, un argomento dove chi vi parla è più ignorante del solito, che ed è impegnativo, per cui spero che i miei ospiti saranno benevoli nei miei confronti e vorranno aiutarmi nell'illustrare, e vado a spiegare di cosa si tratta. Allora, abbiamo, partendo dalla mia destra, Pierluigi De Cesaro, dico giusto, che è consigliere della FISE del Veneto, quindi già qualcosa di giusto l'ho detto, è già un passo avanti. Poi abbiamo Giulio Tronca che fa paradriving, che tradotto per noi poveri umani ignoranti significa che fa? Facciamo gare di attacchi, quindi cavallo con le carrozze, guidati da persone disabili. E allora, qui invece abbiamo due altri... Come vi definite? No, no, perché allora, quelli dell'endurance sono enduristi, quelli che fanno polo giocatori, quelli che fanno volteggio volteggiatori, voi? Guidatori. Beh, sapevo che c'è, se poi la chiamavo guidatori. Allora, due guidatori? Sì. No, ho fatto lo scosso sulla testa. No, perché no, mica scosso la testa. Sì, no. No, sì o no, o sì, okay, o sì o no. Sì. Sì, no, perché guidatori. Sì o no non si capisce. No. Guidatori. Guidatori e anche istruttori. E anche istruttore. Sì. Allora, parliamo appunto di una disciplina particolare. Allora, partiamo dall'istruttore. Lei, prima istruttore, come ci è arrivato a fare questa cosa? Beh, io parto da tantissimi anni fa e facevo i cross montati a cavallo. Poi piano piano ho fatto il completo. Poi nel frattempo mi sono fatto i corsi, sono diventato anche istruttore OTB, istruttore primo livello, istruttore secondo livello di discipline olimpiche. Poi ho conosciuto loro praticamente che attaccavano i cavalli alla carrozza. E lei è un corrotto? Praticamente sì. E lei è il corruttore? Loro anche lui? Io sono il corruttore. Lei è il corruttore di tutti. Ha tolto dei virgolti dalla palestra delle carrozze. Sì. Ma quindi andiamo al corruttore, perché a questo punto il corrotto mi è. E lui è. E allora il corruttore da dove cominciamo? Ma cominciamo che io nel mondo dei cavalli ci sono da sempre, da bambino, proprio una cosa di famiglia, e quindi non so, 20 anni fa, forse qualcuno in più che meno, ho cominciato a guidare e ad attaccare i cavalli. La sua esperienza con i cavalli è cominciata in sella? Sì, ma era una passione di famiglia, c'erano i cavalli a casa ma non si faceva sport. In sella? Sì. E la carrozza come è arrivata? È arrivata perché conoscevo degli amici che avevano delle collezioni di carrozze d'epoca e abbiamo cominciato, insomma, davo una mano a loro e poi ho cominciato ad attaccare un mio cavallo e è cominciato lo sport con proprio Fiera Cavalli. La prima mia dello sport è stato proprio Fiera Cavalli, forse 97-98. Beh, insomma, quindi è un bel po'. Dico 20 anni, più o meno, non sbaglio. Lei invece come ci è arrivato? Beh, io sono arrivato a questa attività sportiva dopo l'incidente che ho avuto che mi ha reso paraplegico, quindi in carrozzina. Nel 2008 ero super appassionato di cavalli e di attività. È un incidente che c'entra con l'equitazione o che non c'entra? No, non c'entra con l'equitazione. Certamente. Mi sembra giusto dirlo non per fare i suoi, ma perché giustissimo. Ormai ci sono tante mamme che ascoltano, che hanno paura, ricordiamo oggi poi ci sono molte protezioni, ci sono le tartarughe, ci sono tante cose. Francamente da cavallo sono cascato 1000 volte e non mi è mai successo niente. Era giusto dirlo. Certo, giusto. Non è stato un incidente stradale in città di Vicenza.
praticamente io andavo a cavallo già da 18 anni, in campagna, montagna, sempre in attività fuori nella natura. Ero del gruppo delle Giacche Verdi, facevamo anche il controllo ambientale sull'area del Brenta ed estate su in montagna. Sempre fatto equitazione da quando avevo 30 anni in avanti e anche la mia famiglia ha una storia di appassionati di cavalli. Dopo l'incidente, dopo un anno e mezzo, mi sono rivolto a Carlo Mascaroni, che è il driver storico italiano, e gli ho chiesto... Sapeva già che c'era questa modo di fare sport o no? Non sapevo che c'era questa attività come attività sportiva agonistica, sapevo che si faceva dell'attività con le carrozze attaccate. Francamente quell'estate là sono andato in maneggio perché passavo le mie giornate in montagna durante le vacanze là con i miei amici, e è arrivato uno con una pariglia attaccata. Porco boia, sono fregato. E lì la vita è cambiata, e lì è stato un contatto, una ripresa in mano delle redini, un'emozione fuori dal mondo. E poi questo a dicembre. L'impressione è che soltanto a ricordarlo ci c'è dell'emozione, solo a ricordarlo, vedi che è bellissimo questo momento. Allora in campagna nella brughiera milanese Carlo ha attaccato una pariglia e dopo 5 minuti ha preso le redini e me le ha messe in mano, e da lì è cambiata la vita. A marzo ho fatto la prima gara qua a Somma Campagna con loro, io la partecipazione ho fatto a questa roba che per me era fuori dal mondo, e praticamente ho iniziato un percorso che dall'attività di campagna, di sportiva all'aperto, è diventato un percorso sportivo agonistico. E qua c'è stato il corruttore. E lì c'è stata la corruzione. Che bello avere corruttori così grandi. Se i corruttori fossero così in Italia, se fossero così i corruttori. No, perché sembra che io non vorrei offendere il corruttore, ma magari fossero questi i corruttori. Lì il giorno della prima uscita hanno nascosto i giudici, hanno detto adesso c'è uno che Carlo farà guidare in mezzo qua. E mi ha messo in mezzo con sto cavallo, abbiamo fatto i primi coni, la prima gara, e da lì poi è partita un percorso che dura da 8 anni. Ho partecipato a 2 campionati del mondo. Mi sa che il concetto è io voglio morire in carrozza. Se posso scegliere, mi sembra che sia un po' così. Cioè, aspetta a vedere questa passione, questo entusiasmo, io davvero mi sta emozionando. Guardi, io sono stato coinvolto in questa esperienza dal Comitato Veneto, e quando mi chiesero di occuparmi di riabilitazione equestre e di paralimpico, venendo io dall'agonismo del salto ostacoli, avevo qualche titubanza perché non conoscendo chiaramente la disciplina. Invece poi quando ho cominciato a lavorare con Giulio, con la Laura, con la Valentina, che si occupano chi di abilitazione equestre, chi di paralimpico, l'emozione che viene profusa in questo momento da Giulio, ma che poi la portano anche nell'ambito del nostro comitato, del nostro dipartimento, ti appassiona. Poi quando ti avvicini a certe discipline, quando capisci che la disabilità ha delle eccellenze di un certo livello, chiaramente un soggetto che è normale. I disabili direi diversamente dotati. No, ma sono più dotati degli altri, ma anche perché trasferiscono dal punto di vista umano, ok? Quindi quando lei parla con Giulio e affronta i temi, sono dei portenti, perché con questa gente qui hanno una determinazione che io lo posso dire perché ci sto assieme, quindi. Ma è una grande fortuna per lo sport paralimpico in genere avere avuto una Bebe Vio, che in questo senso è un bellissimo esempio come persona. Sì, ma vi parlo dell'immagine anche al di là del suo sport specifico del Bebe Vio, questo impatto che ha e che ha portato anche a una maggiore partecipazione nei confronti degli sport paralimpici, a prescindere da quale sia, insomma. Credo che sia una figura trainante che fa del bene a tutti gli sport paralimpici. Ma è la forza d'animo, è la volontà di raggiungere. In questi anni si è realizzato anche un progetto storico fantastico
che dagli sport paralimpici gestiti solo per i paralimpici siamo passati a fare sport dentro le federazioni normali e noi adesso abbiamo delle omologazioni di regolamenti che ci permettono di fare le gare nell'ambito dei normali. Quest'anno c'è stato il campionato del mondo dei cavalli singoli, in cui c'è stato il campionato del mondo dei normali e insieme noi c'erano 83 normali e 24 disabili e abbiamo fatto la stessa gara, cioè stesso campo di dressage, stessa prova di maratona con gli stessi ostacoli, loro ne hanno fatto 8, noi ne abbiamo fatti 6, ma erano identici. Vabbè, cambia poco, diciamo la verità. Da 6 a 8 non cambia il mondo. E il campo coni era lo stesso. Quindi è stato un momento di evoluzione nell'ambito di questo, è fantastico, è la prima volta nella storia che è avvenuto questo. Ma questo sta avvenendo anche in tutte le federazioni paralimpiche. Anche negli altri sport paralimpici c'è stata questa integrazione di uscire da un mondo che era solo per i disabili. Mi sembra più che giusto, mi sembra più che giusto, perché ripeto, non vi vedo diversi, cioè vi vedo con, voglio dire, se noi tre ci mettiamo a giocare a pallacanestro siamo tre handicappati di quelli proprio che ci ridono dietro, voglio dire, quindi mentre magari uno può essere il campione del mondo di un'altra cosa, ma anche se mettiamo un campione del mondo di rugby a giocare a pallacanestro non è già una bella figura, quindi voglio dire, ognuno ha le sue capacità. Lui ha parlato di dressage con le carrozze, ho capito bene? È inquietante sulla sentito dire, cosa vuol dire? No, praticamente vengono trasferite le attività che si fanno nel mondo del cavallo montato, vengono trasferite nel mondo del cavallo attaccato, cioè si fa il dressage, c'è una ripresa di dressage come quello montato, con le lettere, naturalmente con un campo molto più grande, regolamentare 100 x 40 metri. Mentre il dressage normale quanto è? 20 x 60. Nel quale si fanno ci sono i giudici, 5 giudici, anche ai mondiali ci sono 5 giudici che ti giudicano. Quanto dura il dressage con la carrozza? La media è 8 minuti. No, ma quanto è duro? Non quanto dura? Quanto è duro? È duro abbastanza. Direi che forse è quasi più difficile che del dressage montato, perché l'unico contatto che abbiamo con i cavalli è le redini e la voce. Quindi insomma il trasmettere le varie cose ai cavalli da quel passaggio lì è difficile. Attaccate, quali sono le possibilità di attacchi? Prego? Le possibilità di, lo spieghiamo al pubblico, un cavallo oppure? Un cavallo singolo, ci può essere anche il pony può essere guidato anche da persone adulte, anche se non superiori ai 16 anni. E dopo c'è la pariglia, che sono? 2 cavalli, e dopo c'è il tiro a 4, che sarebbero 4 cavalli, 2 a timone e 2 in volata. Mi inquieta, cioè il dressage si fa come? Con cosa? O col singolo, o con la pariglia, o col tiro a 4, a seconda della... Dressage col tiro a 4? Io non ho mai visto il dressage col tiro a 4, ma è una cosa pazzesca da vedere. Abbastanza, sì. Ce ne sono poche tanti che fanno dressage. No, in Italia praticamente siamo rimasti senza, in Italia ormai. Veramente... Sì, perché è molto impegnativo, perché il mondo degli attacchi, come si dice, è difficile perché c'è una grandissima logistica. Una persona con un tiro a 4 in gara va via con 5 cavalli, ha bisogno di 2 carrozze, ha bisogno di tutti i finimenti. 2 carrozze? Sì, uno per il dressage e uno per la maratona. Poi ha bisogno di tutti i finimenti, ha bisogno delle persone che lo aiutano, perché comunque in carrozza sono in 3. Per chi ti sta guardando e non sta vedendo, parliamo di 4 ruote. 4 cavalli. No, 4 ruote. Cioè, non il sulky del No, no, ma è giusto perché una calma e pensa alle cose del genere. No, 4 ruote. 4 ruote. Sì. E là ci sono delle dimensioni di pesi. Certo, stabilite. Per la maratona la carrozza deve essere 1,25 m, pesare il tiro a 4 6 quintali, 2 groom e un guidatore. E
praticamente fanno gli stessi percorsi della maratona che può fare un guidatore con un cavallo, ci vanno dentro a velocità pazzesche con 4. Parliamo di guidatori con cavalli propri? Sì, normalmente sono cavalli propri, poi c'è anche il guidatore che fa parte di un team, di un proprietario che ha la disponibilità economica. Come si chiama? Si chiama Candy, è una cavalla di origine danese, è un incrocio fra un Gelder e un Frisone, è un cavallo di grande potenza che quest'anno mi ha dato una soddisfazione enorme perché al mondiale siamo arrivati terzi in dressaggio. Come la chiama? Candy o c'è qualche nomignolo? Candy. Solo Candy. Non ci sono mignoli, non c'è niente? Candy, lei è Candy. I cavalli? Cavalli ne ho più di uno, però io faccio solo il singolo. Come si chiama il singolo? Il singolo si chiama Apollantes, per gli amici Apollo, che è il cavallo di punta che ho adesso e insomma ho partecipato a diverse gare. 11 anni, è un cavallo Steiner di origine tedesca. Quindi Apollo ha 11 anni, Candy? 10 anni. Qual è l'età della maturità negli attacchi per un cavallo? Come nella sella, 8-10 anni. Dopo possono essere competitivi fino? Penso, anche 16, anche 17, 18 anni, sì. Se restano, come nella sella, come nel completo, se restano sani. Sì. Le risposte non sono mai scontate. Quindi continuo a dire, ricordo che nel galoppo si parla 3 anni, voglio dire, per cui è un mondo che se non lo spieghi, non lo racconti, non puoi darlo per scontato, quindi raccontiamo le cose in modo che uno possa... Che hanno una maturità fisica e cerebrale, di testa, di fondo, perché il passare da un dressage a una maratona, a una prova di precisione dei coni, in 3 giorni devi cambiare sia l'attività fisica che l'attività di tipo addestrativo, ci vuole una versatilità che arriva con la maturità dei cavalli. Perfetto, adesso Roberto mi sta chiedendo la linea. Credo che ci sia chi l'anno scorso qui nella prova di Coppa del Mondo è arrivato secondo, quindi vediamo se si è preparato, salto ostacoli, chi potrebbe essere l'anno scorso secondo qua a Verona? Potrebbe essere, ma lei mi sorprende per di più. Cosa vogliamo dire di questo atleta? Io lo ricordo che era piccolo e montava i pony, era già uno spilungone. E io ho sempre detto, e chi era vicino a me, che lo vedevamo correre nei nostri circoli, questa è una marcia in più, e infatti. Da cosa si vedeva? Ma si vede dal feeling che uno ha col cavallo e lui... Hai detto uno spilungone? Era già spilungone allora. Parlando di ostacoli, essere spilungoni. Una volta erano tendenzialmente più piccoli, poi evidentemente l'evoluzione... È troppo alto, 1,85 è troppo alto. 50 anni fa mi dicevano così. Io sono scarso andare a cavallo perché sono troppo alto, io sono quasi 2 metri, quindi esageratamente alto. Però insomma le leve aiutano anche in quello, ma soprattutto aiuta la capacità. Una nasce più bella qualità di Zorzi. Umana secondo me. Atleticamente parlando, come saltatore, qual è la più bella? Secondo me lui è perfetto, non si vede le azioni che fa, è elegante, è sempre composto, a me piace molto. È già arrivato, può solo migliorare nel ranking più di così. Gli auguriamo più di così. Gli auguriamo tutto il bene del mondo sicuramente. Allora, sì, mi sembra di vederla insieme, allora Roberta con Zorzi. Ciao Fabio, la terza giornata qui a Fiera Cavalli. Ci troviamo nel padiglione numero 7 in compagnia di Lorella Casalatina, U-Black, la fondatrice. Allora adesso ti faremo vedere delle cose meravigliose. Intanto Lorella ci accompagna in mezzo a questa folla del sabato mattina qui a Fiera Cavalli nel suo stand. Ti voglio raccontare che Lorella è sponsor Fise Veneto per il 2° anno ed ecco a voi dove ci troviamo. Lorella, dove siamo? Oh mamma, è questo? Lo conosciamo? Buonasera, sì ciao, buongiorno a tutti, siamo nel nostro stand, scusate sono un po' emozionata. Ci troviamo qui perché in qualità di sponsor di Fise Veneto
abbiamo scelto un cavaliere veneto per rappresentarci e per premiare un contest che abbiamo organizzato per presentare il nostro prodotto di punta, che sono degli speroni in oro. Proviamo a dire il nome, magari non lo conoscono. Alberto Zorzi. Buongiorno a tutti, piacere mio. Ci racconti un po' di cosa si tratta questo evento e soprattutto sappiamo che c'è anche una fortunata. Sì, l'evento è consistito nel pubblicare una foto che rappresentasse il legame e il destino che univa il cavaliere e il cavallo, proprio come gli stivali di Parlanti sono uniti con gli speroni di U-Black. E la vincitrice... Ecco a voi che sta arrivando, nel frattempo comunque ringraziamo anche Parlanti per averci ospitato e aver partecipato a questo contest e ora scopriremo il nome della vincitrice. Ciao, io sono Arianna Marzatico e ringrazio Parlanti, U-Black e Alberto per questa occasione e per il premio anche. E sono un po' emozionata se non si vede e niente, ringrazio ancora gli organizzatori. Per farti emozionare dal tutto lasciamo spazio ad Alberto che si avvicina a te. Eccoli qui. Anche Daniele invitiamo ad aggiungersi a noi. Facciamo fare 2 battute veloci a Daniele che magari lui è il meno emozionato di tutti. Ah, ecco, sentiamo subito un bel fiatone allora. No, sono contento, sono veramente felice per questa ragazza, per il premio, per la manifestazione e per tutto. E spero che ci potrà essere un seguito, no? Oltre al premio. Alberto, tutto bene? Molto bene, sono contento di essere qua e orgoglioso di usare Parlanti e U-Black e niente, premiamo la ragazza. Tanto siete già fortunati di vedere Alberto sorridente perché dopo l'ultima gara di ieri sera dove era in testa e ha fatto un errore, ieri sera non era proprio così sorridente e sciolto, però dai, abbiamo ancora 2 giornate davanti. Grazie Lorella Casalatina, grazie Daniele. Parlanti, non abbiamo parole da dire perché ormai sappiamo tutto. Grazie. E dunque, avanti a tutti, buona Fiera Cavalli, grazie a voi e grazie soprattutto alla vincitrice. E chi è? Siamo in onda, grazie Roberta per averci intervistato, una persona che mi pare di capire tu conosci molto bene, ma non voglio dire niente di più. Noi vogliamo parlare di salute del cavallo. È una degli ospiti, allora la facciamo accomodare, prego venga avanti e mettiamo il totale per favore, Aitalo, il totale, dai, venga avanti, attraversi pure, venga, siamo in diretta, prego, si accomodi, guardi, facciamo una cosa molto sexy, non la faccio io, si passerebbe gentilmente qui sotto la maglia, perché se lo faccio io sarebbe un po' scandaloso, non vorrei essere arrestato poi per molestie sessuali, fermala un attimo, lei è veterinario? No. No, perfetto, non so chi è fantastico, arrivano anche i veterinari, eccezionale, prego, lei vada là, brutta, venga qua lei, più carina, mi tengo quella più carina, che lei può capire, vero? Lei se la infilerebbe sotto la maglia? Lei se la infilerebbe sotto il maglione? Cosa non mi tocca fare, incredibile, e poi visto che c'è il bello della diretta, la bugia è una falsità enorme, non mi presti gli occhiali, potrei uccidere, aspetti un secondo, ce la possiamo fare? Sì, dovrebbe esserci, vediamo, dove eravate finiti? Aspetta un secondo, ce l'ha fatta? Sì, perfetto, vediamo, sì, dovremmo esserci. Scusi i capelli se no, vediamo, chiediamo in regia, allora guardi, siccome siamo in diretta, lei si presenta, mi dice nome, cognome, attività, così la sentono in regia. Io sono Massimo D'Are, sono un veterinario ippiatra. Un veterinario? Ippiatra. Ippiatra. L'hai sentito? Io spero di sì, prego. Io sono Mira De Rossi, faccio parte della commissione etologica Fise Veneto. E poi abbiamo una veterinaria, una ippiatra. Un'altra ippiatra, sì, sono Silvia Torresani e anch'io sono una veterinaria ippiatra. Come si chiama, detto? Silvia Torresani. Torresani, che si sente molto bene. Sì. E abbiamo dei leggeri rumori di contorno. Allora, da dire l'ippiatra non sapevo, non so, ma non sento troppo, perché mi incuriosiva, perché non è che sentivo il veterinario cinofilo, il veterinario bobata, non so. No, ci occupiamo esclusivamente di cavalli. Sì, mi scusi, sì. Le chiedo proprio, ma chi si occupa esclusivamente di mucche? Buiatra. 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 Chi si occupa esclusivamente di cani? No, vabbè, chi
Chi si occupa del cliente di gatti? No, dicono di piccoli animali. Però lei si vede di Buiatra, sì, la buiatria è la parte della veterinaria. Bovini? Altre domande? Elefanti. Io c'è un vostro collega, Aldo Giovannello, che si occupa di elefanti, che va in Africa nel progetto, il Bingo Project, per gli elefantini abbandonati. Come lo chiamiamo? Non ho idea. Pachidermi, non so. Vabbè, mi piace. Vabbè, si impara se lei lo sapeva. Sì, perché li conosco da anni, per cui mi ero... Anche un'impiata? Sì. Poi me lo vedo che lui, un giovane, incontra una sì tesori su un'Olimpiata. Non so se suona bene, però quindi no. Va bene. Nel cavallo onnisciente o con una specializzazione? Mi occupo della bocca dei cavalli, dei denti dei cavalli. Della bocca? Sì. Che nel cavallo è una cosa molto... Assieme a un progetto che stiamo portando avanti assieme alla mia collega nonché moglie Silvia. Nonché? Moglie. Ah, nonché moglie. Ci occupiamo anche di comportamento equino, per questo che c'è stata questa connessione con Piera, che è qui seduta vicino a noi, e anche con FISE Veneto, con la commissione etologica di FISE Veneto, perché abbiamo portato avanti questo lavoro che abbiamo introdotto in Italia 11 anni fa, che è il lavoro di Linda Tellington Jones. Lei invece? I denti riguarda il marito? I denti riguarda lui, io invece mi occupo di chiropratica, agopuntura e fisioterapia nel cavallo. E anche di comportamento, seguendo e insegnando il metodo Tellington in Italia. La FISE in questo senso come si inserisce? Allora, io conosco Massimo e Silvia prima come veterinari dei miei cavalli, quindi circa 8 anni fa. Problemi di denti? Anche. Che aveva il suo cavallo? Ma diciamo che la prima conoscenza è proprio iniziata così, nel senso che c'era una cavalla che aveva delle difficoltà, che a livello generale sembrava tutto a posto, invece poi in realtà quando Massimo per la prima volta gli ha aperto la bocca ha trovato un dente molto grosso in un punto dove lei aveva della sofferenza e apparentemente non si riusciva a capire il perché questo cavallo avesse un comportamento così difficile, e quindi il mio avvicinamento è stato... Perché partiamo da un caso concreto. Cosa può portare un problema di un dente, quello che è il complesso del cavallo? Può portare dei problemi vari e molto importanti, perché la bocca non è solo il mezzo attraverso il quale il cavallo si alimenta, ma è anche un punto cruciale perché è contenuta nella testa, che raccorda in sé tutti gli organi di senso, e nonché è il contenitore per il cervello, quindi è una distretta, una parte del corpo che il cavallo tende a difendere con molta energia, proprio perché è molto molto importante. Quindi questa cavalla, per esempio, che aveva un dente fratturato, aveva molto dolore e naturalmente per lei diventava difficile non solo mangiare ma anche relazionarsi, lavorare, e quindi portava anche problemi di tipo comportamentale, naturalmente. In questo senso, come abbiamo visto, una grande evoluzione nelle selle, negli arcioni, perché poi una volta non si guardava alla schiena dei cavalli, adesso invece molti cavalli richiedono selle su misura perché quella standard non va bene, bisogna misurarli. Le imboccature e i morsi in questo senso come stanno evolvendo per uno che si occupa di bocca? Sì, le imboccature si sono evolute, sono cambiate, si sono evolute, e ce ne sono anche alcune che in realtà hanno una storia lunga e che sono ancora efficaci ed efficienti. Come si sceglie? L'imboccatura si sceglie in base all'anatomia della bocca del cavallo, ma anche alle caratteristiche gestionali del cavallo, nonché viene scelta un po' dal cavaliere, perché magari lo stesso cavallo che monta Piera con una determinata imboccatura io probabilmente lo monterei con un'altra, dipende un po' dalle caratteristiche non solo del cavallo ma anche del cavaliere. Però quello che vorrei... C'entra la bocca del cavallo? C'entra assolutamente, potrebbe e dovrebbe centrare di più, nel senso che è poco considerata nel momento della scelta dell'imboccatura, e quello che cerchiamo di fare noi è sensibilizzare anche su questo aspetto, ma soprattutto
l'imboccatura è gestita poi da noi, per cui a prescindere da quale essa sia è bene sensibilizzare la cultura del cavaliere. Ma può incidere sulla salute della bocca del cavallo? Assolutamente, sì, assolutamente. Quindi l'imboccatura sbagliata può far danni? Assolutamente può far danni, ma soprattutto può far danni un uso sbagliato dell'imboccatura. L'imboccatura come strumento, come oggetto di per sé non fa danni se non viene mal utilizzata. Invece, chiropratica in quali casistiche? Agopuntura anche agopuntura, sì, chiaramente vengono chiamate medicine alternative, ma sono complementari più che alternative. Sul mal di denti funziona? Funziona perché se un cavallo che ha male in bocca sicuramente avrà delle ripercussioni a livello della colonna vertebrale, in qualche punto sicuramente, perché come in umana tutti gli atleti controllano il bilanciamento della bocca per non avere mal di schiena, la stessa cosa è nel cavallo. Quindi sicuramente la salute della bocca è molto importante, ma poi perché può avere ripercussioni su tutta la colonna vertebrale, poi chiaramente non è l'unica causa, parlava prima di selle, ci sono selle sbagliate che possono avere ripercussioni sulla salute della colonna vertebrale. Attenzione, la sella sbagliata non c'entra in questo caso di come lo stiamo dicendo la marca della sella. No, assolutamente. Non è che è sbagliata perché è la marca Pippo e volevo la marca Pippa, no. Assolutamente. È che se non tutte le selle vanno bene su tutti i cavalli, certo. È corretto? Certo, si possono paragonare alle scarpe, voglio dire, delle persone, no? Non tutte le scarpe, magari una scarpa di una misura di una marca porta il 37, io porto il 37, di una scarpa magari porto il 38. Se ne mettiamo un 36, magari sì. Torna a casa sera e devo andare a correre, magari non è l'ideale. La stessa cosa per i cavalli, purtroppo non è la marca, ma è come calza sul cavallo. E poi ci sono anche molte volte tramite dei cuscini o dei bilanciamenti della sella si possono far calzare meglio le selle, però se la misura dell'arcione ad esempio è sbagliata per un cavallo, la sella dovrebbe un po' seguire la vita di un cavallo, invece... Io cito una persona che doveva essere qui ospite, che è Fulvio Bolzani, che è venuto a venire, che le misura i cavalli proprio per vedere la compatibilità del cavallo con... E nella vita di un cavallo non è detto che nel corso della vita calzi sempre bene la stessa sella, la stessa misura di sella. Molte volte il tipo di lavoro, lo sviluppo muscolare, la crescita, perché molti cavalieri acquistano i cavalli. Ci sono selle anche, ricordiamo che la sella a dressaggio è una cosa, la sella d'assalto un'altra, quella completo. E ci sono selle che danno più problemi o discipline che danno più problemi alle... No, diciamo che in ogni disciplina si è sviluppata una tipologia di sella che vada incontro, diciamo, sì, qual è la disciplina dove è più difficile fare la sella giusta? Non c'è una disciplina, ci sono tipi di cavalli ad esempio. Allora, qual è il cavallo più difficile? I cavalli più difficili sono i cavalli che hanno ad esempio una cassa toracica molto corta, perché le costole aiutano a sorreggere, diciamo, il peso del cavaliere. Chiaramente se un cavaliere è molto grande su un cavallo con la schiena molto corta, la sella andrà a cadere dietro, diciamo molto dietro le ultime costole e quindi per il cavallo è molto più faticoso sorreggere il peso del cavaliere. Va ben capito che io faccio solo domande intelligenti e molto colte e profonde. Lei parlava di agopuntura. Quanti aghi sul cavallo? Quanti ce ne vogliono? Anche uno. Non è che su un cavallo devo usare tanti aghi, dipende dal problema. Molte volte basta anche solo un ago e un punto per bilanciare dei meridiani che poi hanno azione sugli organi ad esempio o anche sull'apparato muscolare. Quindi non è detto che bisogna per forza grande parete. Detto che parla con uno che si vede una siringa e un ago sviene. Il rapporto con l'ago dell'iniezione e quello dell'agopuntura è diverso? Diciamo che gli aghi di agopuntura sono più sottili e quindi si sentono meno.
molti cavalli hanno paura degli aghi e anche degli aghi di agopuntura perché hanno brutte come li capisco? Perché hanno avuto brutte esperienze. Come se la cava? Sono abituata per necessità lavorare. Siamo distanti da questa è pericolosa. A lago facile, no. Scusate, i cavalli li accettano abbastanza. Diciamo di sì, che ci sono dei cavalli che comunque sono più sensibili e quindi possono avere un rapporto meno collaborativo con gli aghi, però in genere quando capiscono, quando mi conoscono, siccome in genere ho un rapporto continuativo con i miei pazienti, quando sanno che lavoro per loro. Il primo impatto gli è capitato dei primi impatti difficili? Beh, sicuramente, molti cavalli hanno paura degli aghi come le persone, anche perché magari hanno avuto brutte esperienze con le iniezioni e quindi chiaramente sono prevenuti, però diciamo che si riesce a convincerli. Io ai cani che a volte dico mettigli la museruola, ci sarebbero cavalli qui dove mettere la museruola? Che mordono? Ci sono cavalli che mordono. Ci sono cavalli che minacciano di mordere perché vogliono raccontare qualcosa, poi magari se non vengono ascoltati può essere che capiti anche il morso. Visto che lei l'hanno mai morsa? No, non in maniera, no, direi di no. No, può capitare, io ho sempre le mani in bocca e può capitare qualche morso accidentale, ma non con l'intento di... No. Fino adesso fortunatamente. È riuscito a tenersi lontano. Si impara a stargli vicino anche un po' a prevenire. Qual è il segnale di avvertimento? Beh, sicuramente il fatto di una mimica facciale particolare, il fatto di abbassare le orecchie o di guardare con uno sguardo magari tra virgolette minaccioso, di dire guarda stai lì perché altrimenti potrei morderti, nonché il fatto di... In quel caso l'ippiatra cosa fa? L'ippiatra se ascolta fa un passo indietro, non per dar la vinta al cavallo ma per dire ho capito che sei a disagio e quindi magari poi sceglie un approccio più morbido, concedendo magari alcuni minuti al cavallo per capire che non faremo niente di dannoso, di pericoloso o di doloroso e quindi anche grazie a queste tecniche che poi abbiamo imparato e importato adesso abbiamo un rapporto molto sereno con i nostri pazienti. In questo senso da padrona, quanto è importante proprietaria? Quanto io non so mai che devo dire, anche i miei cani sono padrone proprietario. Vado male a usare il termine, non so mai cosa dire, cioè ci apparteniamo reciprocamente, quindi la parola mi fa sempre un po' fatica. Quanto è importante questa evoluzione della veterinaria nei confronti degli animali? Beh, sicuramente è un punto di partenza che ti dà una maggior sicurezza, una collaborazione che nasce da subito, per cui avere degli ottimi professionisti al tuo fianco ti permettono di fare una carriera del cavallo, io parlo per i cavalli sportivi, di una certa qualità e anche se si incontrano poi delle difficoltà comunque avere sempre una soluzione pronta per il benessere del cavallo e il rispetto di quello che è la sua crescita. Adesso io vi ringrazio per essere con noi, abbiamo Roberta con un ospite che purtroppo non ho il volantino della sua attività perché non so se riesce a trovare il volantino perché prima ve ne parlavo quando eravamo tempo addietro, quando eravamo nel paddock dei cavalli del riding, lei ha scritto che il cavallo non pensa, allora vabbè, forse non riusciamo a trovarlo al volo il volantino perché comunque nella sua pubblicità, l'avevo citata ma non so se è una cosa che un po' mi ha colpito, insomma no, non è questo, niente, pazienza. Comunque lei aveva scritto appunto nel volantino, eccolo qua, chiedo scusa, grazie mille Alessandro me lo manda perché no, allora ho sbagliato, era nel libro. No, eccolo qua, mi ha incuriosito questa frase, adesso non so poi Roberta di cosa vorrà parlare, ma io ve l'avevo accennato prima in un'intervista, mi piace, adesso andiamo a sentire appunto quest'altro progetto per quanto riguarda, e lei, adesso la sentiamo, adesso l'intervista a Roberta, ha scritto, io non sono per nulla d'accordo, lo dicevo prima, il cavallo non pensa. Pensa il cavallo? Lei può confermarmi che c'è scritto il cavallo non pensa? Sì, e non sono d'accordo neanche io. Il cavallo pensa?
si può anche non essere d'accordo, voglio dire, cioè come si può, come lei non è d'accordo con noi, io penso che gli animali pensino, ci siamo confrontati, mi dice che è il suo istinto, insomma andiamo a sentire, cedo la linea a Roberta e poi andiamo a chiudere la puntata fra pochi minuti, lo vedo già qua con il presidente nazionale di FISE. Eccoci qua, linea a Roberta. Ciao Fabio, mentre tu sei in attesa del presidente FISE nazionale Marco Di Paola, io mi trovo con Alessandra Rieger e ci ha incuriosito questa associazione Equitazione Creativa Raido. Sentiamo da lei di cosa si occupa questa associazione. Raido è un percorso che mira sulla crescita interiore della persona e in questo percorso il cavallo viene utilizzato come maestro che accompagna un percorso strutturato attraverso i 7 chakra. E iniziando col primo chakra sviluppiamo delle caratteristiche, delle energie ben precise che servono non solo per interagire col cavallo, ma soprattutto per aumentare la qualità di vita. Questo è il percorso Raido Healing Horses, che può essere affrontato da chi vuole appunto affrontare una crescita interiore, oppure da persone che vogliono sviluppare una professione vera e propria, accompagnando altre persone in questo sviluppo, utilizzando il cavallo come maestro al fianco. Oppure per chi ha un cavallo e vorrebbe instaurare un rapporto basato sul rispetto, sulla fiducia e sulla dignità. Sono queste le tre motivazioni per cui uno può sentirsi spinto di affrontare questo percorso Raido Healing Horses. 3 motivazioni aperte sia a grandi che a piccini, non c'è un'età da rispettare, si può iniziare anche già nella giovane età questo sviluppo, soprattutto perché il cavallo, essendo un grande maestro, si può iniziare già fin da piccoli. Certo, prima si inizia meglio è, sì, senz'altro. Possiamo dare delle indicazioni di una vostra pagina Facebook o di un sito dove trovare tutto quanto, perché la cosa è molto interessante. Abbiamo una pagina, cioè un sito www.raidohealinghorses.com dove si trovano tutte le indicazioni in italiano e tedesco anche. Ci dispiace lasciare Alexandra, ma ci avvisano che è arrivato il presidente Di Paola. Mi raccomando, collegatevi alla loro pagina Facebook e sito, perché ripeto, questa associazione Equitazione Creativa Raido è molto interessante e vi stupirà. Grazie Alexandra. Grazie a voi, grazie. E come anticipato, dopo tanti medagliati, dopo tanti responsabili di diversi dipartimenti della FISE, chiudiamo in bellezza questo nostro ciclo di talk show realizzati nello stand di FISE Veneto a Fiera Cavalli, con appunto, ricordiamo, la produzione di Ride TV con il presidente nazionale di FISE. Lei mi spiegava prima che le presidenze hanno come percorso la durata di un ciclo olimpico, lei ha cominciato quindi nell'immediato 2017, gennaio 2017. Con un risultato che per gli sport equestri come era stato? A livello politico mio? No, a livello delle Olimpiadi. Purtroppo non bene, nel senso che abbiamo avuto solo la squadra di completo che non ha avuto una performance, diciamo, che si può ricordare. E nell'individuale del salto sacro abbiamo avuto un cavaliere ma non è riuscito a finire la competizione. E quindi che cosa spera di poter portare alle Olimpiadi che vivrà da presidente? Allora, la scommessa vera da vincere, perché è da tanti anni, dal 2002 di Atene, dal 2004 di Atene, che non si riesce a ottenere, sarebbe la scuola dei saltostacoli. È una scommessa ambiziosa perché il saltostacoli è molto competitivo e selettivo, però sarebbe un grande traguardo avere una squadra di saltostacoli di nuovo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ovviamente ci farebbe un grandissimo piacere avere pure il completo, che è invece un risultato forse
più alla nostra portata. Sul dressage non siamo ancora pronti per ambire a una squadra. Parlando di ostacoli, il problema di fare la squadra è più nei cavalieri o nei cavalli? Perché ricordiamo che qui i cavalli ad altissimo livello, anche nel mondo, poi alla fine si conoscono uno per uno. Allora, il problema è sicuramente un problema di binomio. Da noi a quella altezza, a quelle difficoltà vince il binomio. Il vero problema è per tutte le nazioni trovare cavalli, atleti capaci di combattere a quei livelli, perché atleti cavalieri ne iniziamo a avere diversi e molto competitivi. Il problema è trovarli e soprattutto mantenerli, perché poi ci sono tante nazioni più ricche delle nostre che tendono a comprare. I cavalli importanti costano cifre importanti, diciamocelo. Costano cifre importanti, ma noi abbiamo la fortuna di avere una grande tradizione, una grande scuola, una grande cultura equestre e quindi molti riusciamo pure a costruirceli in casa. Il problema è mantenerli, perché poi le offerte sono importanti e soprattutto i sponsor, i cavalieri poi giustamente tendono a vendere, perché di fronte a un'offerta importante è difficile non vendere. Oggi in Italia cavalli di alto livello quanti ce ne sono? Ma noi, devo dire, quest'anno ci siamo difesi molto bene, purtroppo non abbiamo avuto un bellissimo risultato di squadra ai mondiali, ma ci sono stati una serie di eventi concomitanti e questo è uno sport fatto pure di fortuna, fatto di tanti elementi. Siamo andati molto bene nelle Coppe delle Nazioni, siamo andati molto bene alla finale mondiale della Coppa delle Nazioni, dove siamo arrivati purtroppo quarti, ma per una fatalità, un errore all'ultimo salto dell'ultimo percorso e l'ultimo giorno. Questo è il nostro sport e ci siamo scelti, quindi noi abbiamo almeno 7-8 binomi in questo momento che potrebbero ambire. La difficoltà è trovare la qualifica olimpica, che può avvenire o ai mondiali, e quest'anno l'abbiamo bucato questo risultato, o agli europei, oppure ci sta un'ultima gara che si svolge a ottobre, che è la finale delle Coppe delle Nazioni, dove c'è l'ultimo posto disponibile. Questo è il salto ostacoli. Nel completo la qualifica è un po' differente e anche lì abbiamo bucato l'occasione dei mondiali. La prossima si prospetterà invece agli europei del prossimo anno. Tra le discipline che abbiamo conosciuto in questi talk show in questi giorni, ce ne sono alcune che aspirano a diventare olimpiche e una ha qualche progetto in più delle altre. Allora, sicuramente... Che non è una cosa italiana chiaramente, ma parliamo di movimenti... Ma mi sembra anche il volteggio? Beh, il volteggio... Anche il polo? Il polo ha una storia differente, il polo faceva parte delle discipline olimpiche. Negli anni 30 credo, 40. Quest'anno è stato fatto una competizione dimostrativa di polo alle Olimpiadi giovanili. Brasile mi sembra. Si parla di farle entrare nelle Olimpiadi invernali perché c'è il polo sulla neve, quindi il polo ha una storia a parte e potrebbe avere delle serie ambizioni. E quella che fatica a rimanerci è un po' il completo, che è la disciplina più severa, più impegnativa, e ci stanno due discipline che sono l'endurance, che è la maratona, che è molto apprezzata dal mondo arabo, e sappiamo che il mondo arabo è un mondo molto influente oggi. Sulla sabbia anche. Si fa sulla sabbia, ma il mondo arabo ha una grande influenza, dato i petrodollari a disposizione aiutano. Quindi c'è da una parte l'endurance che ambirebbe ad entrare nelle discipline olimpiche, dall'altra parte c'è il volteggio che è a metà tra l'equitazione e la ginnastica, è un'altra disciplina molto attraente. Quindi nel breve periodo non dovrebbe cambiare niente, nel medio potrebbe esserci qualche sorpresa, forse a scapito del completo, non credo del dressage, che è sempre molto apprezzata. Su chi scommetterebbe l'ingresso olimpico? Allora se dovessi ragionare sulla geopolitica forse l'endurance perché c'ha gli arabi. Se dovessi ragionare sulla spettacolarità, il volteggio, perché è molto spettacolare. Insieme abbiamo fatto una bella esibizione che avevamo, adesso non so se possiamo rivedere, lo chiedo alla regia, di questi due ragazzi che hanno vinto una gara importante, hanno fatto vedere questo volteggio di coppia.
se è possibile, la sta cercando e magari la rivediamo, quindi ne approfittiamo anche per rivederle insieme delle immagini davvero belle che danno. Il volteggio è più televisivo pure? Sì, anche se l'endurance dal punto di vista televisivo è anche difficile perché sono 160 km. Molto severa, poi sono 160 km, tu parti alle 6 mattina, arrivi alle 9 di sera. Televisivamente è un po'. Sotto il profilo televisivo venderla. La stessa maratona che pure agli italiani ha dato belle soddisfazioni, ecco che stanno presentandosi, la stessa maratona che pure agli italiani ha dato belle soddisfazioni, televisivamente non è sempre spettacolare, siamo sinceri. Certo. Ti prende gli ultimi chilometri quando dici ce la fa, non ce la fa, va in crisi, però la partenza e i primi 40 km francamente sono, non dico noiosi, ma televisivamente poco appetitosi. Mentre queste immagini abbiamo visto, e tra l'altro che alcuni protagonisti hanno rivisto per la prima volta insieme a noi, sono davvero spettacolari e potrebbero effettivamente diventare appetibili per il mondo televisivo, che chiaramente oggi nelle Olimpiadi è importante. Basta vedere come ha cambiato il mondo del calcio per capire l'impatto della televisione. Assolutamente, lo show business purtroppo, per fortuna, perché poi ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi, detta le regole, quindi le Olimpiadi sono un costo enorme, un costo sociale che però vive anche di diritti televisivi, perché senza i diritti televisivi le Olimpiadi sarebbero una catastrofe economica. Sarebbe un costo sociale per la comunità che li ospita enorme e insopportabile, quindi i diritti televisivi, lo show business hanno necessità di mostrare e tra le due sicuramente il volteggio è molto più spettacolare, quindi se faranno una scelta in questo senso sicuramente vince il volteggio. Dall'altra parte, come ho detto prima, l'endurance è una disciplina molto apprezzata da tutta la parte del mondo arabo. Mi lasci dire che se non ci fossero quelli come noi adesso che lo stanno facendo vedere e rivedere, credo che il pubblico a casa raramente abbia visto questo genere di immagini. Devo dire è una disciplina poco conosciuta ma molto apprezzata e secondo me molto didattica per la promozione dello sport equestre, perché consente di mettere insieme due elementi che... Lei le aveva mai viste queste immagini? Che sono sì, queste immagini le aveva mai viste? Queste. Io l'ho vista, ero presente. No, se aveva visto le immagini... vede, essere presente è una cosa, ma le immagini le aveva mai riviste? Non l'ho mai riviste e sono veramente bellissime e spettacolari, sono due campioni formidabili che fanno delle attività veramente, devo dire, pure rischiose, perché bisogna aggiungere che di fronte a questa coppia milanese fortissima c'era pure una ragazza veneta che voi conoscete tutti, che è Anna Cavallaro, che facendo questa gara in uscita si è rotta quindi è pure uno sport spettacolare ma anche rischioso. Anna aveva fatto una performance incredibile, scendendo si è rotto il ginocchio, e ha chiuso purtroppo in testa il suo mondiale, ma non ha potuto concludere perché non era in grado di concluderlo. Ma ripeto, questo vuol dire che in realtà l'abbiamo detto prima, questa è una coproduzione tra FIS del Veneto e Rai TV e stiamo anche mostrando appunto immagini che credo il pubblico abbia visto raramente. Credo che a questa iniziativa, anche un po' che lo dico, di FIS del Veneto vada dato merito, perché diversamente lo stesso presidente nazionale è la prima volta che rivede le immagini. In TV è la prima volta e devo dire che questo è uno sport che ci consente veramente di fare promozione, perché agisce su due valori importanti. Il cavallo, che per noi è un compagno meraviglioso, un grandissimo testimonial, e la ginnastica, che è un aspetto che tanti che fanno sport cercano nell'attività motoria sportiva. Noi veniamo molto spesso in maniera errata tacciati di non essere uno sport dove si fa attività fisica, invece è un grandissimo errore. E invece il volteggio dimostra che il cavallo e la ginnastica sono due cose che possono andare a braccetto. Noi abbiamo raccontato tante discipline, il polo, l'endurance, il completo, il volteggio, cioè cose che abbiamo parlato del polo su ghiaccio, non l'abbiamo visto ma l'abbiamo raccontato, ne abbiamo almeno parlato, e forse un problema degli sport equestri oggi è quello di farsi conoscere, anche perché parlavamo prima della televisione, oggi è un mezzo credo che sia fondamentale anche per una federazione che voglia conquistare un nuovo pubblico di utenti, di persone che vogliono abbracciare queste discipline. La televisione via etere, diciamo che ormai è egemonizzata da pochi sport che sono il calcio, il basket, il tennis.
Devo dire che secondo me gli sport come il nostro e come tanti altri sport magari non popolari come quelli di primo livello hanno un grande futuro sulla televisione via web. E noi là siamo. Ma assolutamente sì, perché oltre a essere Sky, tutte queste piattaforme stanno dimostrando che stanno faticando sugli altri sport, invece le TV via web sono una realtà, lo smartphone ormai è una realtà quotidiana che tutti utilizziamo. Io vedo i nostri tesserati per accedere ai servizi federazione usano soltanto lo smartphone e ormai poter essere sullo smartphone penso che sia lo strumento vincente per divulgare, e il nostro sport ha alcune discipline veramente spettacolari, il volteggio è una di queste, l'horseball è una di queste, il polo è un'altra, che possono veramente aiutarci nella diffusione di questo nostro grande testimonial che è il cavallo. Noi crediamo tanto nel cavallo perché è veramente lui l'elemento vincente del nostro sport e quello che ci differenzia da tutti gli altri sport. Siamo nel regno del cavallo, questa Fiera Cavalli di Verona che è un appuntamento di valore mondiale. Qual è l'importanza di Fiera Cavalli? Fiera Cavalli è innanzitutto un evento molto amato dal nostro popolo. Il nostro popolo equestre ama Fiera Cavalli, ama venire a Fiera Cavalli, ama essere a Fiera Cavalli. Fiera Cavalli è veramente uno spaccato del nostro mondo, quindi riesce a dare una testimonianza di quello che è il mondo equestre, che non è un mondo di lusso, non è un mondo di ricchi, non è uno sport da ricchi, è uno sport fatto da tante sfaccettature, puoi praticarlo in tante maniere, è come andare in una vacanza, puoi andare in un albergo a 5 stelle, puoi andare in un albergo a 2 stelle, sta a te scegliere che vacanza puoi fare e nello stesso modo puoi vivere il cavallo in quella maniera, e Fiera Verona ti dà questa dimostrazione di come puoi vivere il cavallo in tante maniere diverse. Tu c'hai l'esempio dal turismo equestre al trekking per arrivare fino alla Coppa del Mondo del salto ostacoli, che è la parte più sfavillante e forse pure più costosa del nostro mondo. Quindi Fiera Cavalli ha questo grande vantaggio di offrire questo spaccato del nostro mondo, ma ha un'altra grande peculiarità, che mette il cavallo al centro della fiera. È veramente il cavallo quello che vince, è il cavallo che è un compagno di sport incredibile, è un compagno di vita per tanta gente, è un compagno di divertimento per tanti bambini ed è un compagno anche di terapia per tanti ragazzi che hanno avuto dei disagi, delle sfortune rispetto a tanti altri. Quindi Fiera di Verona riesce veramente a proporre il cavallo a tutto tondo. Fiera Verona, quindi Veneto, di Fise Veneto cosa diciamo? Fise Veneto è una realtà incredibile, avete innanzitutto un presidente che è eccezionale, un'esplosione di voglia, fantasia, buon umore che è un elemento importantissimo, una regione, ma non soltanto nell'equitazione, un po' in tutti i settori, pure nel settore economico, è una regione molto trainante, una regione che esprime nello sport equestre tanti risultati, tanti ragazzi, tante ragazze. Il nostro è uno sport molto rosa e in Veneto ho notato pure nelle premiazioni tante ragazze che vanno sul podio, e devo dire è una regione viva e vivace grazie a un presidente e a un consiglio molto attivo, grazie a tanti istruttori con una passione enorme che hanno trasformato questa passione in un mestiere, e grazie a tante famiglie che assistono questi ragazzi in questa passione che tutti insieme condividiamo. Prima di salutarla volevo chiedere cosa ne pensi di questo esperimento che abbiamo fatto appunto tra Ride TV e Fise Veneto di cercare di raccontare non Fiera Cavalli ma gli sport equestri qui del Fiera Cavalli attraverso questo mezzo televisivo. Io credo che sia un'iniziativa ottima, già l'altro anno c'è stata questa iniziativa, bisogna implementarla, dobbiamo essere bravi noi, deve essere bravo l'editore, devono essere bravi tutti quelli che ci collaborano a trovare il giusto equilibrio economico affinché questa rete possa continuare, possa sostenersi, perché poi ogni attività ovviamente deve avere una sua logica imprenditoriale di sostentamento, e quindi dobbiamo essere bravi a trovare quei contenuti che possono permettere la sopravvivenza di questi mezzi di comunicazione che sono il futuro e soprattutto sono una grande promozione per lo sport equestre e per questo nostro meraviglioso amico e compagno che è il cavallo. Per quanto mi riguarda abbiamo potuto raccontare e vedere immagini come quelle di prima, è stata un'occasione davvero unica e io spero che in questo senso si possa continuare per mostrare tanti altri ragazzi, dare anche loro la soddisfazione di essere
essere visti, essere raccontati, e quando purtroppo, anche se sono medaglie, anche se sono ori mondiali, le grandi testate fanno finta che non esistono, e questo francamente dispiace. Quindi devo dire che purtroppo le testate seguono il pubblico ovviamente segue gli sport popolari. Noi, devo dire, stiamo migliorando molto, perché con questi risultati incredibili stanno facendo tanti nostri sportivi, stiamo ottenendo visibilità e spazi, però devo dire poi il nostro è uno sport di nicchia, e quindi poter avere un canale penetrante a livello del nostro mondo secondo me è importante, quindi grazie Rai TV, perché è un'iniziativa corretta, giusta, e che noi apprezziamo e speriamo che vada avanti. Presidente, grazie mille, buon lavoro. Grazie, arrivederci, noi abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Il metodo più conveniente per far conoscere i tuoi prodotti a chi pratica l'equitazione? RideTV.it. RideTV.it offre inserimenti pubblicitari su misura, con contatti mirati e garantiti. Chiama il 335 18 29 609 o scrivi a info@ridetv.it.